puntata di Natale che TV ha voluto dedicare a un personaggio noto nella città di Agrigento ma anche in provincia, ed è Don Mario Sorce. Lo ringraziamo per la sua disponibilità in un momento, comprendiamo, di tanto lavoro in vista del Santo Natale. Allora Don Mario, grazie per aver accolto il nostro invito. È un Natale diverso, come lo stiamo vivendo questo Natale? Lo stiamo vivendo da un lato continuando a fare quello che si può fare in parrocchia durante questo periodo, pregare, accogliere le persone che vengono per trovare anche un momento di intimità con il Signore, un momento di contemplazione di quel mistero che nei segni anche visibili del Natale. Qui abbiamo l'albero, ma in chiesa abbiamo il presepe, che è un po' il simbolo di quello che stiamo cercando di vivere, anche nel tono, credo, perché il presepe, così come l'ha pensato Francesco e si realizza nella tradizione, è scevro da tanti elementi eccessivi ed è semplice. Ecco, questo Natale forse ci sta permettendo, con tutte le difficoltà che stiamo vivendo, con le ristrettezze, con le limitazioni della nostra libertà, con i problemi di carattere economico che non sono di poco conto, soprattutto per tante famiglie e tante persone che magari non avevano un impiego o non hanno potuto ricevere nessun tipo di sussidio, ci richiama all'essenzialità. E l'essenzialità, la centralità nel presepe non sono né i pastori, né la capanna, né, con tutto il rispetto, Giuseppe e Maria, ma è il bambinello Gesù. Quel bambino che però, non dimentichiamo, è Dio che viene ad incarnarsi per parteciparci della sua divinità. Quindi lo vogliamo vivere, continueremo a viverlo preparandoci nella preghiera e nelle celebrazioni tipiche del Natale. Lei come lo sta vivendo? Per un certo verso mi adeguo alla situazione, non lo sto vivendo benissimo come credo tutti questo periodo particolare, però dall'altro lato cosa possiamo fare? Ci ribelliamo, protestiamo contro chi? Con chi ce la prendiamo per quello che il Covid ci ha portato? Cerco di viverlo facendo la mia parte, cerco di viverlo chiedendo al Signore anche la serenità, la pazienza e anche la forza per poter affrontare ed aiutare anche ad affrontare le persone. Tu non puoi immaginare, o penso che immaginerai, quante più persone sono venute nelle nostre comunità e nella nostra parrocchia a cercare prima, e mi auguro, a trovare una parola di conforto, un aiuto concreto, gente anche inimmaginabile, gente che prima non aveva problemi ma che adesso sta vivendo la doppia difficoltà, e la prima ancora più di quella diciamo economica è quella psicologica, perché questo Covid ci ha cambiato la vita dentro, anche nel modo in cui stiamo vivendo la situazione. Ecco, il Papa durante il suo 84esimo compleanno ha dichiarato che è un Natale con più limitazioni, ma sicuramente più autentico. Il messaggio addirittura del Papa vola ancora più in alto verso una fraternità aperta, un maggiore senso di responsabilità che ciascun essere umano deve svolgere nei confronti degli altri e dei più deboli. Ecco, questo lei l'avverte nella sua parrocchia? Sì, devo essere sincero, avverto maggiore essenzialità, maggiore forse partecipazione, maggiore scelta qualitativa. Prima facevamo forse più attenzione al numero di persone che dovevano entrare sovraffollando anche la nostra struttura, la nostra chiesa e il nostro oratorio. Ora dobbiamo fare attenzione a un numero ristretto, ma ci rendiamo conto anche che c'è una partecipazione forse più qualitativa. Di quelli che vengono, certamente molti non verranno perché c'è il timore, la paura, e probabilmente hanno anche il desiderio di poter partecipare, ma chi viene fa anche uno sforzo in più nonostante la paura e nonostante anche i piccoli, grandi problemi che ci possono essere, anche se posso assicurare, forse come pochi luoghi, la Chiesa osserva il distanziamento, ci si igienizza le mani, vengono igienizzati gli ambienti, i banchi,
e questo viene fatto puntualmente ogni giorno. Io dicevo ai miei parrocchiani che la chiesa non era mai stata così pulita come in questo periodo, quindi c'è più qualità, ecco, e soprattutto quello che ho riscontrato anche c'è più corrispondenza nella generosità e nella solidarietà. Le persone in difficoltà non si limitano nel dare un aiuto, forse chi ha tutto, o io dico anche troppo, si dimentica che c'è qualcuno che è più bisognoso. Quali sono le esigenze che maggiormente vengono espresse in questo momento di pandemia da parte dei tuoi confratelli? Le esigenze più tipiche sono quelle economiche, per ora non c'è lavoro da parte di tanta gente e quindi ti vengono a chiedere la spesa, qualche piccolo contributo, a volte non piccolo, per le bollette, per le medicine, a chiedertelo sono persone, come dicevo prima, inaspettate, non sono le solite persone che vengono a bussare alla nostra porta, ma anche gente che magari tu non pensavi potesse aver difficoltà. Ecco, la Chiesa si è uniformata anche alle norme Covid, abbiamo visto le restrizioni che i fedeli hanno vissuto durante la pandemia, le limitazioni verso le manifestazioni sacre, mi riferisco anche a momenti importanti come ad esempio i matrimoni, i funerali, tutti fatti che hanno inciso profondamente verso le abitudini dei cristiani e dei cittadini in generale. Come no? Dalle nostre parti un funerale, la prima cosa che tu attenzioni è il numero delle persone. Più persone ci sono, più quella persona è importante, no? Mentre oggi io ho fatto un funerale, la chiesa era piena, in condizioni normali sarebbe stata strapiena. Tra la paura e il timore molta gente non viene, così anche per i matrimoni, oltre alle limitazioni, perché come tu saprai in ogni struttura c'è un numero stabilito, non si possono superare quei numeri, però forse in questo modo ci renderemo più conto di quello che si sta celebrando, del matrimonio forse si farà più attenzione a ciò che i due sposi staranno facendo davanti all'altare che non a tutto il resto. Mi auguro che le limitazioni o le difficoltà ci permettano di scoprire la bellezza di ciò che avevamo perso. Sono diminuiti i matrimoni? Sono diminuiti drasticamente i matrimoni, purtroppo non i funerali, ma i funerali in chiesa c'è stato un periodo che non potevamo nemmeno celebrarli e se dovesse morire qualcuno di Covid la norma dice che non si può celebrare il funerale o comunque le indicazioni ci dicono di rapportarci con il primo cittadino e vedere come comportarci, ma i matrimoni sono drasticamente diminuiti, così come anche i battesimi, prime comunioni e cresime non se ne sono fatte, riprenderemo, abbiamo ripreso in maniera particolare magari il catechismo, gli incontri di formazione, questo in tutte le comunità, però è molto diminuito il discorso sacramentale. Mi auguro che questo ci permetta di scoprire di più la bellezza di ogni cosa. Don Mario, oggi è la giornata mondiale dei migranti, si fa un bilancio stimato di oltre 3.000 morti durante le traversate proprio in quest'anno. Ecco, lei è dell'ufficio pastorale, questo lei proprio un rappresentante dell'ufficio pastorale sociale, quindi diciamo un problema sentito. Come? Ogni volta che sento parlare del problema dell'emigrazione o dell'immigrazione il mio pensiero va a mio padre. Mio padre avrebbe adesso 90 anni e mi raccontava che da ragazzo a 18 anni aveva fatto la lunga traversata da Favara verso la Francia, passò a piedi le Alpi e mi disse arrivammo vivi per miracolo. Mio padre fece l'esperienza di andare verso un'altra nazione perché a Favara, in Sicilia, in quel periodo, il periodo precedente alla guerra, subito dopo la prima guerra mondiale, mio padre è del 29 e quindi eravamo in prossimità della grande guerra, la seconda guerra mondiale, si doveva andare a cercare fortuna, speranza o il desiderio di una vita normale altrove, quindi forse se ci ricordassimo da siciliani che molti nostri conterranei si trovano in Francia, in Belgio, in Germania, in America, nell'America Latina e lì hanno avuto tanti problemi, non tutti i siciliani sono stati accolti, non tutti hanno dato prima accoglienza, sono stati gentili
però ricordiamoci, come ci dice il Papa, visto che tu l'hai citato poco fa nell'enciclica Fratelli Tutti, che siamo figli dell'unico Dio e Padre, e questa terra non è nostra di proprietà. Certo, vorremmo che ci fosse più sicurezza, vorremmo che ci fosse più serenità anche nell'accogliere, vorremmo magari un'accoglienza più responsabile, un'accoglienza più fruttuosa anche per le nostre realtà, e che non ci sia sperpero di denaro, che non ci sia qualcuno che si arricchisca magari dietro a tutto questo gioco, a tutto questo traffico, ma che soprattutto non ci siano morti. Non è bello vedere e nemmeno osservare, solo pensare che un bambino possa annegare nel Mediterraneo perché è andato a cercare assieme a sua madre la libertà. Cosa faresti tu se fosse tuo figlio, o se fosse tuo nipote, o se io fossi sposato, mi dovessi trovare nella stessa situazione? Ecco, io mi metterei un po' più nei panni degli altri. Dall'altro lato posso comprendere che c'è chi gioca su queste cose e cerca di alzare l'asta del rischio, dei contagi, del problema delle malattie, del sovrannumero, delle risorse che non necessitano nemmeno per le persone che abitano dalle nostre parti. In siciliano diciamo un proverbio: quando solo spunta, spunta per tutti. Se questo non ricordassimo, forse vivremmo più da siciliani anche da cristiani. Una migrazione che continua oggi col fatto, diciamo, che i giovani partono, vanno alle università al nord, purtroppo, e una volta che sono là si integrano, trovano il lavoro, cercano una casa. Il buon siciliano è costretto anche a vendere le case che magari aveva costruito negli anni passati, magari dati in eredità, lasciati in eredità dai nonni, perché deve comprare una casa al figlio. Quindi assistiamo purtroppo a un nord che si arricchisce sempre di più giorno dopo giorno, e un sud che purtroppo si impoverisce e viene abbandonato sempre a se stesso. Io ho due nipoti che sono fuori, uno che sta completando l'università, si sta specializzando, ma mi ha detto chiaramente: zio, io non torno, perché le poche possibilità che ci sono al nord qui noi ce le sogniamo. E un altro che vive e lavora lì ha scelto di andare al nord perché qui non aveva le stesse prerogative. Questo è un pugno allo stomaco per me come siciliano, ma anche come presbitero di questa terra. Quando ero giovane prete avrei avuto la possibilità probabilmente di rimanere in una realtà con più possibilità, non per me, ma dico per la terra in cui potevo stare. Ma io ho detto: se tutti ce ne andiamo, se tutti lasciamo questa terra, che è davvero la più bella che ci sia al mondo, però che ha tanti problemi. Se noi abbiamo fatto le lotte per le infrastrutture come cartello sociale, come ufficio di pastorale sociale assieme ai sindacati e alle varie associazioni, è perché questa terra è stata privata, io dico derubata, di quello che altre parti dell'Italia invece hanno avuto in abbondanza. Se qui mancano le condizioni necessarie per lo sviluppo, è normale che ci sia quest'esodo che speriamo un giorno possa essere al contrario. L'unico vanto che potremmo avere è che molte nostre eccellenze si affermano dalle altre parti. Speriamo che si affermino, facciano esperienza e poi possano tornare per venire a condividere anche la ricchezza dell'esperienza dalle nostre parti. Lei ha introdotto una domanda che io avevo già in scaletta. Tra le iniziative in cui lei si è distinto particolarmente c'è stata appunto la nascita del cartello sociale. Da cosa nacque quell'esigenza? Da un desiderio che già avevamo vissuto, ti ricorderai, più di 10 anni fa, con il primo cartello sociale, con gli stessi sindacati, c'erano magari altri segretari, io ero lo stesso perché ero molto più giovane, già ero nell'ufficio di pastorale sociale, già c'era un disagio a quel tempo, il problema del momento erano le bollette, ti ricorderai, pazze dell'acqua, della spazzatura, e nacque il desiderio di permettere al cittadino di rialzare la testa. L'esigenza qui è la stessa, sono passati più di 10 anni da quel primo cartello, ma i problemi sono sempre vecchi e gli stessi da affrontare. L'esigenza era solo una:
far scoprire, o meglio riscoprire alla gente il desiderio di essere protagonisti della propria vita civile, quello che in dottrina sociale viene chiamata cittadinanza attiva. Ma io voglio essere protagonista assieme a te e nessuno deve derubarmi della possibilità che come italiano altri hanno avuto e anche noi dobbiamo avere nella nostra terra, e se questo si farà io credo che l'esodo dei nostri giovani o di tanti altri non sarà più necessario. La strada è lunga però. Un impegno costante che lei ha condotto in maniera esemplare, con a fianco parte della società civile, dei sindacati, che poi sbocciò nella manifestazione di gennaio scorso. Un'azione paragonata a quella di un prete di strada, lo possiamo dire? Oh, beh, io faccio il mio dovere di strada, perché il Papa ci invita anche a stare per le vie e ai crocicchi, come ci dice anche il Vangelo, e alle periferie delle nostre realtà, assieme agli amici del sindacato, assieme a Totò, assieme a Don Carmelo, assieme alle associazioni e vorrei dire anche assieme ai sindaci, perché il fatto storico di quella marcia è stato l'essere insieme, le forze sociali e tutti i primi cittadini, forse mai come in quell'occasione, tutti insieme, perché non c'erano stare contro nessuno, noi non eravamo contro nessuno se non contro quella politica che per tanto tempo non ha fatto quello che doveva fare, e questa voglia di partecipare è venuta fuori, eravamo quasi 5.000 persone. Lei se l'aspettava questa massiccia adesione, partecipazione? Di solito il popolo agrigentino abbiamo visto che spesso alle manifestazioni pubbliche è un po', diciamo, restio a partecipare. Lì fu proprio, diciamo, una cosa esemplare, ne parlò insomma tutta l'Italia, ne parlarono in tanti, e da lì, diciamo, si diede il via ai risultati che poi abbiamo visto con incontri in prefettura che lei ha costantemente seguito e che anche, diamone atto, il vice ministro Cancellieri ha preso in mano la situazione, proprio stimolando anche l'ANAS nello svolgimento del lavoro, ma questo fu grazie a quella manifestazione, diciamo, molto partecipata. Sono stati due gli elementi che hanno portato al lavoro fatto insieme e che ha portato poi ai risultati con Giancarlo Cancellieri, che ha dimostrato di essere un politico concreto. All'inizio non ci pigliavamo tanto perché pensavamo l'uno dell'altro, che io magari pensavo di lui come politico che volesse fare la parte del politico e lui pensava che, non conoscendomi, magari volessi soltanto gridare contro una politica che rendeva inermi i cittadini. Questo è stato il primo elemento, quello di mettere insieme sindaci e forze sociali, ma il secondo elemento è stato quello del ruolo che ha avuto il prefetto Caputo e che oggi continua, grazie anche alla Cocciufa, che dietro le quinte hanno tessuto, potrei dire, le trame nel silenzio di rapporti delicati e particolari, perché non tutti abbiamo la stessa testa, non tutti abbiamo lo stesso modo di agire, di pensare e anche di programmare le cose. Questa regia silenziosa, la determinazione dei sindacati, il mio stare insieme a loro e l'essere magari elemento di traino della voce della gente ci ha portato a piccoli grandi risultati che per me non sono né il punto di arrivo ma quello di partenza, perché la riapertura della galleria, il fatto che il Petrusa sia stato in tempi non normali per le altre realtà ma dalle nostre parti in tempi record, il fatto che molti piloni del viadotto Morandi sono stati già completati e presto, da quello che ci dicevano, dovrebbe riportare alla riapertura dello stesso ponte, il fatto che ci siamo incontrati con il vice ministro delle infrastrutture dello Stato italiano, che avrebbe potuto dire: signori, io non ho il tempo da dedicare a voi allo stesso modo di tutte le altre parti d'Italia, invece ha dimostrato in maniera concreta, perché pungolato, interesse per una parte dell'Italia che prima non era stata attenzionata, e i piccoli risultati ci sono stati. L'ultimo, secondo me non abbastanza
pubblicizzato, forse tu sei stato uno dei pochi che è venuto nel pomeriggio all'incontro in prefettura, ma quello è stato un elemento importantissimo che, se continuerà in questo gioco virtuoso, porterà al completamento dell'anello autostradale che sarà una Castelvetrano-Gela, che sarà una svolta per tutta la parte ovest della Sicilia e che completerà le autostrade. Noi non avremo più bisogno né di un aeroporto particolare, almeno secondo il mio punto di vista, perché avere un aeroporto di terzo livello o avere invece una strada che mi permette di arrivare in tempi normali a Catania o a Palermo, oppure nel cuore della Sicilia con gli altri aeroporti, potrebbe già bastare. Certo, avere l'aeroporto ad Agrigento sarebbe stato un sogno, ma avere un aeroporto di livello, avere un aeroporto che permettesse delle tratte dirette con Roma, con Milano o anche altre realtà particolari, sarebbe stato un desiderio, un sogno. Ma se avessimo ferrovie, i porti adeguati e l'anello autostradale completato, io credo che questa terra farebbe un salto di qualità. Tra l'altro, ecco, si è anche gettato un seme, il ministro Cancellieri nel pomeriggio, noi l'abbiamo seguito, ha anche annunciato la disponibilità di 15 milioni di euro per un diciamo pre-progetto, quindi certo magari sarà un'opera che ci vorranno 20 anni, però ecco, se mai si butta un seme l'albero non cresce. Don Mario. Io ho 48 anni, se anche a 68 anni riuscissi a guidare la macchina per questa autostrada, direi che sarebbe una realtà in Sicilia e forse un sogno. Se ci riuscissimo non in 20 ma in 15 o addirittura in 10 sarebbe una conquista. Ma tu ti ricordi quando non esisteva la 640, anche se ancora non è completa, e per andare da Agrigento a Canicattì quanto tempo si impiegava? Adesso in 10 minuti sei a Canicattì, così come tutte quelle zone, e se fosse già completata la 640 noi in un'ora saremmo a Catania o giù di lì, rispettando i limiti di velocità. Quindi i sogni possono anche realizzarsi se c'è il contributo e l'impegno di tutti gli uomini. Ecco, però lei ha detto recentemente in un'intervista, lei ha dichiarato che non basta. Certo. Non basta perché non ci possiamo occupare solo di pensare a delle piccole tratte. Ad esempio c'è il cuore della Sicilia caratterizzato dalle provinciali, tutte le strade interforedali, tutte le strade di carattere anche nazionale che sono allo stato brado. Sono andato qualche anno fa in Romania e le strade erano un colabrodo, e ci sono andato credo 15 anni fa, ma oggi le nostre strade sono molto vicini a quello stato della Romania che avevo trovato io 15 anni fa. Quindi perché non si è fatta più manutenzione, perché non c'è la giusta attenzione anche a queste realtà che rappresentano il cuore di molti nostri centri interni. Tutta la 118, quella che chiamiamo Agrigento-Corleone, ci porta nel cuore della nostra provincia, ma anche di tutta la Sicilia, e le condizioni di quella strada, non so se io la faccio spesso, davvero necessitano di un intervento urgente, non solo di manutenzione ma di vera e propria ristrutturazione, così come anche altre realtà. E non basta, perché ci vuole un cambiamento anche di mentalità nel nostro modo di intendere il rapporto con la politica, che io penso sempre con la P maiuscola. Noi non dobbiamo chiedere cortesia ai politici, io non devo chiedere, con tutto il rispetto al vice ministro Cancellieri, la cortesia di trattare con noi perché gli facciamo simpatia. Io desidero che la politica, che deve aiutare la comunità a vivere al meglio tutti i vari servizi, tra questi anche quelli infrastrutturali, vivano il loro servizio, sono stati scelti per questo motivo. Poi se c'è un canale personale che ci permetta di superare molta burocrazia e soprattutto la distanza che molte volte c'è tra la grande politica e il cittadino, ben venga la collaborazione, ben vengano tutte le cose positive che evitano gli scontri e soprattutto le sterili polemiche. A volo d'uccello ricordo un'altra manifestazione
manifestazione che anche allora fu partecipata, la fiaccolata partita dal Quadriglio Spinasanta fino alla cattedrale, dove vi partecipò tanta gente. Abbiamo visto anche questa manifestazione che poi ha dato anche i suoi frutti, perché i lavori alla cattedrale poi insomma fu riaperta, per cui ora è anche fruibile dalla gente. C'era un silenzio quasi totale, tombale sulla cattedrale. Quella manifestazione, quella marcia partì da una riflessione di amarezza del nostro Vescovo. Io stavo sentendo il radiogiornale di Radio Concordia e il Vescovo si lamentava, Don Branco, che era amareggiato che nessuno sentiva la cattedrale come la chiesa madre della propria realtà ecclesiale, che non è solo della città di Agrigento ma di tutta la diocesi, ed era amareggiato perché non c'era quello slancio che avrebbe voluto vedere in ogni cristiano, anche e soprattutto in coloro che avrebbero potuto fare qualcosa di più per riaprire la cattedrale e dare più sicurezza a tutto il costone. Da quel appello, insieme ad alcuni amici che poi sono stati gli stessi, abbiamo organizzato quella marcia e lì erano presenti 3.000 persone, forse ancora prima di quella del 25, perché è stata fatta credo 2 anni prima del 25, lì allo stesso modo i commercianti, la gente comune, non era solo la marcia del cattolico fervente, era la marcia del cittadino che voleva vedere nella cattedrale un simbolo, gli agrigentini, un simbolo che permettesse loro di dire basta, ridateci qualcosa che ci appartiene, che appartiene alla nostra storia, non solo alla nostra religione, e quello fu secondo me il momento iniziale poi di un circolo virtuoso che ha portato all'approvazione dei 27 miliardi che vedrà presto i lavori di consolidamento, 27 miliardi ma 27 milioni di euro che porterà a consolidamento, grazie anche al lavoro fatto prezioso dietro le quinte del nostro ufficio di beni culturali con Don Giuseppe, che è anche il parroco della cattedrale, e tutto l'ufficio e quelli che hanno dato in questo senso una mano d'aiuto. Quindi ringraziamo anche in questo la politica che ha voluto dare una risposta di attenzione, quindi ben vengano gli interventi del Presidente Musumeci o di qualunque altro politico locale che ha assicurato un proprio interessamento perché questo si potesse realizzare. A tal proposito, proprio sabato scorso è venuto proprio Presidente Nello Musumeci qui al Genio Civile, c'era presente anche Padre Pondillo, che è stato firmato il protocollo, l'avviamento dei lavori con l'impresa e addirittura la collina che rischia di franare, insomma. Stavo facendo riferimento. Ha preso un impegno. Diamo atto delle cose. Stavo facendo riferimento proprio a questo. Quindi addirittura di chiudere i lavori rispetto ai 12 mesi previsti nel capitolato a 10 mesi. Quindi diamo atto anche al Presidente dell'amministrazione regionale che quindi quando la gente manifesta, quando la gente scende in piazza e c'è chi ci ascolta, qualcosa si muove. Come no? Se questo fosse l'unico elemento che possa spingere i nostri politici, scenderemmo sempre in piazza, però io mi auguro che ci sia un interessamento del cittadino comune sempre di più alla vita civile, sociale e politica della propria comunità nell'ordinarietà. Noi non dobbiamo essere né disgustati dalla politica né lontani, perché quando c'è una votazione di qualunque tipo, dalle amministrative a quelle più significative, sentire che c'è una partecipazione non massiccia è un pugno allo stomaco, perché non è civico. Il cittadino dovrebbe andare proprio a stragrande maggioranza per dire il proprio sì o la propria scelta con democrazia, e questo però è possibile se si vedono anche delle risposte positive della politica, che deve fare quello per cui è stato chiamato a fare il politico o anche è pagato, perché si tratta anche di questo. Ecco, tra le varie cose che ricordo, la sua raccolta fondi nel 2015 per la nuova chiesa del Quadriglio. Lei riuscì a raccogliere addirittura 250.000 euro, mi riferisco sempre alla sua azione di prete di strada, fra virgolette, quindi un impegno notevole per la costruzione della nuova chiesa.
che io mi auguro finiremo quando prima. La data dovrebbe essere febbraio 2021, ma ho detto all'impresa che se anche entrassimo nella nuova chiesa ad aprile sarei contento e felice lo stesso. Questo progetto iniziò con Padre Sicilia, ci sono state tante difficoltà, per grazia di Dio diverse sono state superate, la gente ha partecipato con grande generosità. Quando la gente è sollecitata e vede segni concreti e i soldi si spendono bene, si dà anche... 250.000 non è facile. Non è testimonianza di un impegno che lei certamente ci ha messo. Come no, questo sì, da parte mia come persona che è responsabile un po' la punta dell'iceberg, ma l'iceberg è composto anche da una massa spesso anche nascosta, e questi sono la maggior parte dei parrocchiani. La generosità, guarda, io quando viene la vecchietta e mi dice queste 10 euro sono per la costruzione della nuova chiesa, con grande gratitudine dico grazie. Quando viene qualcuno che ti dà qualcosa in più, o 100, 200 o qualcosa anche in più, perché c'è stato chi ha fatto anche una donazione più cospicua, per esempio per fare le campane della chiesa, dico grazie con la stessa gratitudine e lo stesso stile. Ognuno deve fare quello che può. Quando era a Villa Seta, nel fare le cose chiedevamo alla gente anche che non stava benissimo dal punto di vista economico di contribuire, e molte volte la gente, soprattutto quella povera, ti dava con grande generosità, e qui si fa altrettanto, c'è grande partecipazione e grande generosità. La sua vita a Villa Seta ricordo che fu particolarmente impegnativa, insomma. Anche a Villa Seta, per me il primo amore non si scorda mai, perché Villa Seta in una zona molto difficile della città. Io quella realtà la ricorderò sempre con tutto il cuore, perché è stato il primo servizio vissuto da sacerdote, da parroco. Mi sono trovato benissimo, abbiamo lavorato per 9 anni insieme a tantissime persone. Quello che è stato fatto con la partecipazione di tutti, ma soprattutto con il desiderio di migliorarsi, e di non migliorare soltanto dal punto di vista estetico del quartiere, ma anche di migliorarsi in tutti gli aspetti. E mi ricordo tantissime iniziative partecipate che avevano fatto diventare Villa Seta, non per me ma per tutti quelli che facevano qualcosa, un punto di riferimento, e questo è stato molto bello da parte dell'impegno della gente comune. Ci abbiamo verso la conclusione, le ultime domande. Ecco, la Chiesa Agrigentina attraversa un nuovo percorso anche con l'avvicendamento fra il cardinale Don Franco e il nuovo arcivescovo Alessandro Damiano. Un momento delicato, perché i passaggi sono sempre delicati e particolari, ma questa volontà di avere il coadiutore un anno prima della scadenza del proprio mandato credo che sia stato un lampo di genio di Don Franco, perché così il nostro arcivescovo Don Alessandro avrà la possibilità con un anno in più di entrare dentro le dinamiche interne anche della nostra Chiesa, e quando diventerà l'unico pastore che dovrà guidare questa comunità, senza più la presenza di Don Franco, credo che conoscerà un po' di più e meglio. Quindi per ora viviamo in una situazione particolare, abbiamo 2 papi, abbiamo due vescovi, abbiamo il Covid purtroppo, però dico che la storia in tutte le sue situazioni è capace di darci delle prove forti da vivere, ma anche degli slanci positivi per poter affrontare anche le cose belle che la vita ci riserva. E ha ragione Benigni quando nel fare quel film voleva dire a tutti che la vita è davvero meravigliosa. Come ha inciso particolarmente, brevemente, perché lei ora la Santa Messa, brevemente, ecco, come ha inciso l'azione pastorale di Don Franco, che è arcivescovo di Agrigento, ma anche nel frattempo è stato nominato anche cardinale, per cui diciamo Agrigento è anche il suo cardinale. Come? Don Franco in questi 12 anni ha dato un'impronta particolare a questa Chiesa nella semplicità, nella disponibilità. Credo anche, questo sia pure il motivo della scelta da parte di Papa Francesco, per l'attenzione riservata ai migranti, perché Agrigento è nel punto geografico particolare del Mediterraneo, con Lampedusa, Porto Empedocle e Agrigento
Agrigento ci troviamo proprio dentro questo flusso, nel cuore di questo flusso, e il tipo di risposta che c'è stato, anche per il fatto che Don Branco era pure il presidente della Caritas italiana, che lasciò per dedicarsi un po' di più e meglio alla sua sposa, alla sua diocesi, e ha cercato di far capire alla Chiesa, a noi ministri ma anche ai laici, che essere Chiesa non significa soltanto celebrare un culto, ma sporcarsi le mani, essere dentro le realtà particolari, soprattutto degli ultimi, e l'attenzione al povero credo che sia stato in tutto il suo ministero il fiore all'occhiello di Don Branco. Ecco, l'amministrazione ha un nuovo cittadino, un nuovo sindaco, una nuova prima guida, un nuovo primo cittadino. Ecco, cosa si sente di dire alla nuova amministrazione, al nuovo sindaco di Agrigento? A Franco dico che deve lavorare, ha già fatto bene in questi primi giorni, in queste prime settimane, deve impegnarsi a continuare a dare meglio di sé. È conosciuto come una brava persona e io gli ho detto che deve farsi conoscere anche come bravo politico e soprattutto come bravo sindaco. Il bravo sindaco non è quello che accontenta tutti, perché scontenterà anche qualcuno. Il bravo sindaco è chiamato ad amministrare, il bravo sindaco è chiamato a rendere questa città più a misura dell'agrigentino. Il bravo sindaco deve cercare di coinvolgere tutte le realtà sociali presenti nel territorio. Il bravo sindaco deve dare alla sua amministrazione le condizioni necessarie perché ognuno degli assessori poi possa servire nei propri ambiti il cittadino, offrendo dei servizi sempre più qualificati. Questo bravo sindaco deve, come tutti i sindaci delle nostre città, dovrebbe cercare di sviluppare al meglio e al massimo la vocazione tipica della nostra città, che è quella turistica. Attualmente purtroppo non ci può essere nessuno slancio in tal senso perché il Covid non ce lo permette, ma quando ci riprenderemo dobbiamo sognare un Agrigento che possa mangiare, vivere delle bellezze che ha dal punto di vista storico, culturale e soprattutto architettonico, a livello anche geografico. Non credo che ci siano tante realtà che abbiano le spiagge che abbiamo noi ad Agrigento, e non mi riferisco solo alla città. Spiagge meravigliose, dei piccoli gioielli che potrebbero davvero fare da volano allo sviluppo economico della città e di tutto l'Interland. Bene, prima di lasciare Don Mario alla sua funzione, alla sua Santa Messa, vorrei che mi anticipasse un po' quale sarà il messaggio che lei lancerà nella messa di Natale a chi sarà presente in chiesa, che ricordiamo quest'anno non si festeggia, non si celebra a mezzanotte, ma un po' prima, credo alle 6, non so lei a che ora la celebra. Ecco, qual è il messaggio che lancerà e qual è il messaggio che, diciamo, vogliamo lanciare qui dalla sua parrocchia a chi ci sta ascoltando in questo momento? Un messaggio intanto di pace, di serenità, nonostante tutto quello che stiamo vivendo. Comprendo benissimo, soprattutto per coloro che hanno perso il lavoro, che non hanno come fare per affrontare il quotidiano, non il mese, che è difficile da portare avanti la propria famiglia, ma non dobbiamo perdere la speranza. San Pietro ci dice: siate pronti sempre a dare ragione della speranza che è in voi, e questa speranza che nasce il 24 notte, magari questo Natale nascerà un po' prima, è presente nel cuore di ognuno. Ecco, questa speranza la dobbiamo far venire fuori, si deve trasformare nonostante tutto in gioia, nonostante tutto in voglia di dare il meglio di sé. Il pensiero che consegnerò ai miei parrocchiani parte proprio da questa semplicità. Come può essere semplice qualcosa che si può trasformare in qualcosa di meraviglioso? Se pensiamo al bruco che poi diventa farfalla, ci sono delle farfalle che sono delle opere d'arte, ma il bruco invece a guardare è un po' bruttarello. Ecco, il bruco in sé ha la potenzialità della farfalla. Noi abbiamo dentro di noi la potenzialità della vita che possiamo assicurare ai bambini, ai ragazzi e ai cittadini di oggi e di domani. Prima di concludere, la ringrazio
Ecco, tra i ricordi di quest'anno che ormai è quasi alla fine, il mio ricordo personale è verso il gesto che il Papa fece quando andò alla chiesa, credo, di San Marcello, prese il Cristo e da solo fece, diciamo, arrivò verso il sagrato di San Pietro. Il sagrato di San Pietro da solo, portando questa chiesa e questa croce. Il suo ricordo di quest'anno? Il ricordo più commovente è stato quello, perché anch'io mi sono lasciato toccare dentro e vedere il Papa, che è il pontefice di questa Chiesa, che normalmente è accerchiato da migliaia di persone, camminare claudicante verso quel crocifisso e poi lo sguardo rivolto verso Gesù, e c'era anche la pioggia che scendeva proprio dalle braccia di quel Cristo. Nel suo sguardo c'era fiducia, c'era preghiera, c'era speranza, però poi ho guardato gli occhi di chi mi era accanto ed erano occhi commossi ma occhi speranzosi. C'è un altro ricordo brutto che purtroppo mi porto di quest'anno e sono i continui telegiornali che si aprono con il responso dei contagi, della percentuale dei tamponi, delle morti. Io spero invece di poter sentire un numero sempre maggiore di persone che guariscono e di minor numero di persone che sono contagiate. Ricordiamo anche un altro evento di cui io, insieme a questo del Papa, credo che a tutti è rimasto nella mente e resterà sempre: i camion dell'esercito che uscivano da Bergamo e portavano tutti quei morti. Veramente terribile. Immagine straziante. E tu immagina che noi magari non avevamo i camion qui che facevano uscire le bare, ma non avevamo la possibilità di far entrare le bare dentro nelle nostre chiese. Questo, come pastore, credimi, è stato forse il momento più difficile da gestire anche con le famiglie che hanno perso una persona cara, perché quando conosci i tuoi parrocchiani e una persona perde la mamma o perde un figlio o perde chiunque, fosse anche uno di 87-90 anni, non poter celebrare l'ultimo momento assieme ai tuoi cari, non potersi abbracciare, soprattutto per noi siciliani, no? Che ci abbracciamo, ci scambiamo il bacio, ci manifestiamo con l'affettività l'amicizia. Questo è stato forse il momento più delicato, però torneremo a riabbracciarci, torneremo a poter vivere il meglio di quello che forse abbiamo perso come senso della vita, a dare maggiore importanza alla libertà, un giusto valore alla libertà, un giusto valore alla responsabilità e soprattutto un giusto valore alla vita. E la vita è il dono più prezioso che il bambinello ci consegnerà. Con queste parole ringraziamo Don Mario Sorce per il tempo che ha voluto dedicarci, sottraendolo anche alle sue funzioni religiose. Grazie Don Mario e grazie anche ai nostri telespettatori, gli facciamo i migliori auguri e speriamo che questo Natale e questo nuovo anno sia sicuramente migliore che il futuro ci potrà riservare. Grazie Don Mario. Grazie a voi e con sincerità e con semplicità buon Natale a tutti.